buonasera a tutti. Buonasera. Siamo sui Colli Ugani, precisamente ad Arquà Petrarca, nella cucina del ristorante è a Montanea, per celebrare un sposalizio, un matrimonio. Biancarosa, su un posto dove si fa tanti matrimoni, qua è posto migliore è per meglio di celebrare così per celebrare questo appunto sto matrimonio fra Gaina Padovana e il vino Durello. Il vino Durello. Allora, Ecco. cominciamo col presentare, è a sposa di stasera, Allora, la Gaina Padovana, è e a il piatto sposa. che ne consegue. ecco, e a sposa di stasera è a vera Gaina Padovana. Che si distingue da che altre gaine Che sono nate a Padova. Che sono nate a Padova oppure... Perché? Perché? E ha un ciuffo grandissimo, adesso si vede pochetto, comunque ha un ciuffo con un callo sua testa. Questa è a vera Gaina Padovana. No, Se la prepara per il matrimonio, si andrà a farsi a ceretta, si è messa a posto. Noi dobbiamo essere sicuri che sia Gaina Ecco, Padovana, perché certamente, Gese sto marchietto tanti qua, spacciatori in giro. Gese è un marchietto, una cialda che si mette sul piatto, che si può mangiare, che questa identifica, che come che i nostri telespettatori può vedere in sovraimpressione, è quel marchietto che identifica l'autenticità della nostra Gaina Padovana. Allora. E ora adesso per fargli a festa e a ciapemo e la mettiamo in pignata Quindi con femo- del sedano, della carota, della cipolla Lessa è e ora, la femo lessa. lessa. Quando che la gaina si lessa dopo 2 ore e mezza, Sì. e la spolpemo tutta e io dice la sfilettiamo, No, vabbè, perché ma- io i sposi e l'uomo è sempre quello che vuoi dire a sua, no, e la sposa invece viene spolpata. A sposa che deve essere spolpa. spolpa. È un Ecco. piatto fresco, se ne è insalata. Certo, quindi- e la presentiamo con la insalattina sotto, con un Un poco di letto olio di di oliva insalata. extravergine, che questo è Tipico un tra altro l'altro, matrimonio. sì, tipico tra l'altro l'olio di oliva del nostro territorio nella zona del Garda, ma anche qua ad Arquà Petrarca, che è un olio di eccellenza. Di altissima qualità, Trattandosi di sinceramente. Gaina Padovana, giustamente noi usiamo l'olio. L'olio di Arquà. E che mettiamo a Gaina spolpà, adesso che mettiamo dei pinoli dell'uvetta e a sé una prelibatezza veramente. E va bene come antipasto, come Va bene primo, come come antipasto, secondo? può andare bene anche come secondo, Piatto d'estate. unico anche a- Può essere anche un piatto unico. Cioè, piatto unico nel Uno che senso non va. chi è il primo che arriva, spasso Ma è certamente. corba, Mi ricordo me nonna, quando che io ero putea, che arrivavo là de domenica, che era sempre sto benedetto lesso e il bollito, Sì. che adesso in maniera bollito. aristocratica faceva bollito, ma era Lesso, lesso. Ecco. E mi non volevo mangiarlo perché vedevo sempre sta gaina. Sì. E allora mi accondiva su un piateo con poca De verdure. de insalatina e mi condiva con poco di sale, un poco di Diciamo olio. che te mangiavi più volentieri, insomma. non E era- anche Certo. i piccoli che di solito noi si abituai a mangiare a gaina, i Messa trovava il su sta gusto. maniera, certamente, e adesso vi mostro il piatto. Ecco qua. Allora. Come che viene presentato. Ah, che bello, guarda che Ecco, bello. questo. Una Sì. roba dei colori, un'esplosione dei colori. ecco, Certo. ha messo un po' Che abbiamo di tutto, un perché- letto di insalatina e a gallina spolpà, pignoli, l'uvetta L'uvetta. e assieme diciamo a un piatto A sposa così le vestia, dicevo. e so che voi è sposo, È sposo. che il nostro Giorgio che lei vestiva anche da sposo. Allora assieme a questo piatto cosa che abbiniamo? Allora, la tua cantina cosa che è toccata fuori? Amico tira fuori il Durello dei Monti Lessini, quindi è un vino che viene da uve che si Antichissimo, ottengono. tra l'altro, di tradizione, un vino. Sì, è un vino di tradizione, tanto è vero che addirittura ci sono cenni storici che partono dal 1200, quindi la tradizione sicuramente c'è in questo vino. Localizziamo il territorio, allora zona dei Lessini. Monte Lessini, quindi una zona che va fra le province di Vicenza e Verona, è una zona che appunto dicevo con delle caratteristiche del terreno particolarissime, che dà questo prodotto che come caratteristica principale è quella di avere una sapidità molto sostenuta e un'acidità lo stesso molto sostenuta. Quindi un'uva che si presta alla spumatizzazione. In questo caso infatti, è un metodo Charmat, che quindi- noi altri che siamo veneti, che vuol dire che vuol dire spumatizzato in una grande botte. Spumatizzato in una grande botte che è diverso invece dal metodo tradizionale classico che invece è spumatizzato in bottiglia, dopo lo vedremo più avanti con un altro piatto. Allora. Oggi invece abbiamo presentato questo prodotto, l'abbiamo già versato, comunque giusto per farlo vedere ha veramente una bella presenza perché è una bella spuma e un bel perlage. Allora, quelli del consorzio Lessini Durello
di solito dire durello, tutto un altro bere. Invece no, altri qua sui colli diciamo chi che lavora magna e chi che non lavora magna e beve. Durello però. Durello. In sto caso. Vai.